Amici di Matto Scacco, oggi è nata una nuova stella. Ebbene sì, noi abbiamo già la nostra stella, Andrea Stella, ma nel panorama scacchistico mondiale probabilmente questo ragazzo farà parlare molto di sé. In realtà solo pochi ignoranti come me non lo conoscevano, perché coloro che superano i 2700 punti devono essere conosciuti, sono degli dei scesi in terra. E siamo all'interno di questo torneo che si chiama Tech Mahindra Global Chess. Vediamo un pochettino come è formato questo torneo e chi sono i protagonisti di questo torneo. Allora, è un torneo a squadre, ci sono vari nomi di queste squadre: Alpine Warrior, Balan, Alaskan Knight, scusatemi se pronuncio in modo male, Kingari Gulf Titans. Insomma, in ogni squadra ci sono 6 componenti. Per esempio in Alpine Warrior c'è Magnus Carlsen, Gukesh e altri giocatori. Diciamo che c'è sempre un caposquadra. In Balan c'è Nepomniachtchi e così via. Qui c'è Anand, il buon vecchio Anand, Levon Aronian, eccetera eccetera. Leggiamo il regolamento qui su chess.com. Allora, dice: ogni squadra è composta da 6 giocatori. All'interno di questa squadra devono esserci almeno 2 giocatrici, quindi 2 donne, e almeno un giocatore che sia nato dopo il 2002, quindi un giovane, diciamo. Queste 6 squadre giocheranno in double round robin, cioè tutti si sfidano contro tutti di quel girone, per un totale di 10 partite. I due team, le due squadre che avranno totalizzato il maggior numero di punti saranno qualificati per la finale. Come si svolge la finale? Si sfideranno appunto i due team per fare il maggior numero di punti. Chi fa i più punti si aggiudica ovviamente il campionato. Oggi c'è stata la prima partita tra due team che hanno nomi impossibili, però da una parte c'è al lato dei neri Vidit, giocatore famoso perché pattò contro Carlsen per via del suo mal di pancia, e da questo lato c'è questo super gran maestro da 2722 punti che si chiama Wei He. Spero di averlo pronunciato correttamente. Qui la Cina si fa sentire, sforna grandi giocatori, è molto competitiva e chissà, magari potrà battere i russi. Andiamo a vedere come nel giro di 40 mosse il bianco è riuscito a fare un 97,5 di precisione, e ti ricordo che stiamo giocando rapid. Se non erro hanno 15 minuti più 10 secondi a mossa, quindi non hai tutto il tempo che dovresti avere in una partita a tempo lungo, quindi essere così preciso contro un giocatore da 2007 secondo me è follia. Andiamo a vedere questo gioiellino di partita: di 4 di 5, C4 e 6, gambetto di donna rifiutato perché la variante accettata ovviamente prevederebbe la cattura, cavallo C3, C5, C per D5 e per D5. E ora ovviamente se il bianco prima o poi va a catturare il pedone C5, il pedone in D5 del nero sarebbe un pedone isolato e io onestamente ci andrei a giocare volentieri. Cavallo F3, cavallo F6, e ora si può decidere prima di portare fuori l'alfiere camposcuro e poi di chiudere la diagonale. In questo caso il bianco decide subito di chiudere, e o comunque questa diagonale si aprirà a seguito di catture su D4, oppure questo alfiere verrà messo in fianchetto. Cavallo C6, alfiere 2, sviluppo tranquillo, modesto, C per D4, e ora qui mi aspettavo un E per D4 e C per D4. Questa mossa, punto esclamativo, lascia chiusa questa diagonale. Ovviamente la cattura col pedone avrebbe comportato a sua volta la creazione di un pedone isolato. Il bianco sceglie di giocare in modo solido, al momento sacrifica questa diagonale per avere una struttura pedonale migliore. Alfiere C5, arrivano un po' di attacchi su questo cavallo, poco importa, e a questo punto cavallo per C6, B per C6. Ed è proprio dopo questa mossa che la struttura pedonale del nero inizia a essere interessante. Si sono venute a formare 3 isole di pedoni contro le 2 del bianco, dove il pedone C6 chiamasi pedone arretrato.
Come si gioca contro questa struttura? Generalmente si cerca di piazzare una bella torre su colonna semiaperta e questa tipica manovra cavallo A4, cavallo A5 per andare a occupare la casa di fronte al pedone arretrato, molto importante. B3, ovviamente questo alfiere vuole iniziare a prendere la luce, torre 8, alfiere B2 e alfiere D6. L'alfiere non ha grande futuro su questa diagonale, per questa ragione si riposiziona. Torre C1, ecco che inizia il piano della pressione contro quel pedone che è un pedone debole. Alfiere C7 con l'idea di portare la donna in batteria e fare idee di matto. Ovviamente l'idea, ecco qui con questa mossa il bianco vuole impedire questa mossa. Alfiere F5, cavallo A4, come dicevamo l'idea di portarsi di fronte al pedone arretrato. Donna D7, cavallo C5, il bianco porta a termine il suo piano attaccando la donna e la donna che si sposta attaccando H2. Ora, a questi livelli è ovvio che quando uno fa un attacco di questo tipo non spera che il bianco non se ne accorga e quindi di vincere la partita, ma vuole comunque ottenere qualcosa, ossia una spinta del pedone che rende debole le case, quelle che ti ho evidenziato in verde. Ora le case bianche del bianco, scusa il gioco di parole, sono un po' deboli, quindi alfiere H3, quale modo migliore per approfittare? Si attacca a questa torre che deve scappare, si attacca di nuovo la torre. La torre sembra quasi in trappola, sembra che il bianco perderà in qualche modo la qualità, ma c'è la risorsa B4. Magari non è la mossa più bella da vedere, ma è quella che permette al bianco di tenere il gioco in parità. Alfiere B6, alfiere B2, riposizionando questo alfiere sulla buona diagonale. Torre a B8, alfiere D4, donna in E7, alfiere D3, H6, fin qui nulla di normale, si cerca di centralizzare al meglio i propri pezzi, A3, alfiere per C5, alfiere per C5, si minaccia la donna e la donna va in E6. Ora qui non è facile trovare un piano di gioco un po' per entrambi i giocatori. Ora sì, forse se vogliamo un piano di gioco un po' più facile ce l'ha il nero, visto che il bianco ha fatto questo tipo di spinta, ma per il bianco non è semplicissimo capire come giocare. Sicuramente si può fare sempre pressioni qui, quindi il raddoppio di torri, si toglie l'alfiere, si attacca su C6. Donna in E2, torre in B7, alfiere in D4, cavallo in G5 e qui arriva un punto di svolta. L'idea è quella di attaccare la regina e dopo che la regina sarà stata attaccata, cavallo F3 con conseguenze devastanti e qui arriva la mossa F3. F3 mi fa molto paura perché ha indebolito E3. Ricordati sempre, amico mio, che ogni spinta di pedone crea un indebolimento nella struttura. Se abbiamo dei pedoni in catena, questi pedoni sono forti perché si difendono l'un l'altro, ma quando noi spingiamo F3, questo pedone diventa debole, poiché, per definizione, non è più un pedone difeso da pedoni. I pedoni quando si difendono a vicenda sono deboli, ma quando un pedone non può più essere difeso, inizia a essere debole. Quindi attenzione a quel punto in E3. Alfiere F5, attenzione, guardate che cosa bella che arriva adesso. Attacco sulla torre, che si deve spostare, e attacco sul cavallo, che ahimè ha pochissime case. Sì, avrebbe una casa di ritirata in H7, ma che cosa fa poi il cavallo da lì? Per questa ragione Vidit decide di andare in H3. Scacco, il re si sposta. Ora, qui ci vuole tanto fegato. Innanzitutto qui il bianco ha 1 minuto e 24 sull'orologio e qui trova un colpo tattico pazzesco, ecco perché questi hanno questo punteggio. Ora, un'idea possibile del bianco per cercare di guadagnare un pezzo è quello di spingere un pedone, creo interferenza e poi alla prossima mossa mi vado a pappare il cavallo col re. Per questa ragione il nero gioca H5 proprio per impedire questa spinta. Peccato che il bianco vede un'altra combinazione altrettanto devastante. Alfiere D3. L'idea è quello di cercare di togliere difensori su questo cavallo. E dopo G5, una mossa che per carità può sembrare forte perché apre la posizione, adesso arriva il colpo vincente. Ti lascio qualche secondo per indovinare la mossa. Il bianco ovviamente aveva già premeditato tutto
e arriva la terrificante torre per C6, idea di deviazione della donna. La donna viene deviata e a questo punto l'alfiere è attaccabile, non solo, anche la torre in D7 e quel cavallo che ovviamente non ha più case di fuga. Si sposta la torre e si prende il cavallo. In questo momento il bianco ha un vantaggio di materiale interessante, +2, ma soprattutto ha questa coppia di alfieri che converrai con me che sono veramente qualcosa di devastante. Donna in A4, H per G5, torre C4, attenzione che qui il nero sta minacciando qualcosa, sta minacciando torre per D4 e poi perdi la donna se catturi. Attenzione, questa fiera impresa, probabilmente una persona normale avrebbe cercato subito di salvare questo alfiere, una persona da 2700 punti invece gioca F4. Invitando il proprio avversario che ha solo i 14 secondi sull'orologio a catturare, col Kaiser che ti cattura ora col pedone, ma c'è donna in H5. Dov'è il matto? Perché se fai donna H5 qui vuol dire che stai per dare matto in qualche modo. Forse c'è alfiere H7, donna H6. Qui bisogna calcolare bene. Ovviamente il nero ora sotto la torre decide di salvarla in D2 e attenzione a questa combinazione. Stop anche il video e prova a cercare di capire come si vince la partita da questa posizione col bianco. Ok, è bella tosta, non è per niente facile da vedere. Donna H7 scacco, unica via di fuga per il re. Donna H6, la donna ha necessità di mettersi su case scure e se il re prova a fuggire, cercando magari di andare in zone migliori, arriva donna F6. Attenzione che il re non può più andare a sinistra perché è tutto controllato dalla donna e dall'alfiere. Re F8 e ora arriva il colpo di grazia con G6. L'idea è ovviamente quella di minacciare matto su F7, non si vedono modi per evitare tutto ciò e in caso di torre in E7 arriva semplicemente il matto in questo modo. Fantastico, una partita molto bella, ovviamente non è una partita a tempo standard, è una partita un po' più veloce, ma comunque è stato veramente un grande gioiellino, con oltre il 97,5% di precisione per il bianco contro uno dei più forti gran maestri al mondo. Spero che la partita ti sia piaciuta. Allora, se ti è piaciuta, sostieni questo canale iscrivendoti, non vi costa nulla, cari amici. Potete iscrivervi per rimanere aggiornati sui nuovi video, sui nuovi contenuti. E se avete voglia di migliorare il vostro gioco, venite a trovare l'Accademia di Mattoscacco. La trovate qui sotto, troverete dei link in descrizione come primo commento e noi ci vediamo alla prossima nel prossimo video. Ciao!